Un'interessante iniziativa a cura del Lions Club Agrigento Oste sarà fatta giovedì sera in via Bentimeglia. Ecco, ne parliamo con il dottor Calamita, che è stato un po' colui che ha ideato tutta la manifestazione. Quali sono le motivazioni che l'hanno spinto a questo evento? Il Lions Club Agrigento Oste è impegnato da sempre in tante attività che riguardano la nostra città. Quest'anno io come Presidente ho voluto proporre al mio club, che ha approvato, questo progetto. È un progetto di riqualificazione di una via del centro storico. Siamo in via Bentivegna fino a Piano Lopresti. È una parte di centro storico che, come gran parte del nostro centro storico, ci sono dei pezzi che sono stati recuperati dai privati ed altri invece che sono un pochettino deteriorati. Noi abbiamo voluto non soltanto migliorare ma anche arricchire, anche se questa parola arricchimento per alcuni cultori del centro storico non è poi tanto benvenuta, però noi modestamente abbiamo pensato, collaborati in questo da alcuni architetti che fanno parte del nostro club, ma anche da altri amici che si occupano di interventi in centro storico, come migliorare questa zona. Abbiamo pensato dei pannelli in ceramica. I pannelli in ceramica sono stati il pensiero al quale abbiamo cercato di legare la mitologia del mandorlo. C'è una mitologia bellissima del mandorlo in fiore e che si lega benissimo con la nostra città. Il mandorlo in fiore è un simbolo positivo, un simbolo anche di precarietà, ma è una cosa positiva. È la storia di due amanti, due giovanissimi che si innamorano, Acamante e Fillade. Questa storia poi non finisce bene perché siamo nel periodo della guerra di Troia, Acamante non torna, Fillide, disperata per questo non ritorno, si lascia morire. La dea, che non mi ricordo come si chiama, la trasforma in un mandorlo in fiore. Acamante allora quando ritorna in patria e vede Fillide, e Fillide, per dimostrare il suo amore, fiorisce, ed ecco, questa è la storia. Sono 6 pannelli che raffigurano questa storia, che verranno posizionati da via Bentivegna fino a Piano Lopresti. Oltre a questo i pannelli sono stati disegnati dal professore Boscia, l'idea me l'ha data l'architetto Maria Rosa Corbo, e oltre ai pannelli dell'Accademia Michelangelo Belle Arti, che ha collaborato tantissimo quest'anno assieme a me per fare anche altre iniziative. Oltre a mettere questi pannelli e a riprendere parti grandi dei prospetti che ci sono, quindi abbiamo fatto un recupero realmente, e metteremo un po' di fiori per arricchire. Devo dire che gli abitanti di via Bentivegna, con cui io ho dialogato durante tutto questo tempo per vedere se loro accettavano questo tipo di intervento, sono contentissimi e di buon grado vedono questo nostro intervento. Quindi inaugurazione di questo lavoro piccolo, grande, bello, criticabile da chi vuole, verranno fatti giovedì alle ore 20, avremo sicuramente il sindaco con noi e tanti altri amici che ci faranno l'onore di essere presenti con noi per vedere gli interventi in centro storico in modo positivo. Non è possibile che in città non si può fare nulla perché c'è sempre qualcuno che mette veti. Noi abbiamo tutte le autorizzazioni e ringraziamo tutti perché ci hanno autorizzati.